Amici bellini, buonasera, quasi buonanotte. Sono arrivate nuove indiscrezioni sull'operazione Milinkovic-Savic, ne abbiamo capito un po' di più e poi ci fanno sapere che insomma si insiste su Ndoye. Io vorrei dare anche una nuova possibilità, perché esiste solo Ndoye nella vita, ci saranno altri giocatori, perché non è che uno si deve fissare, e anche altre cose. Che cominciamo. Prima di tutto vi ringrazio per aver sfondato i 900 like del video sulle maglie, quindi probabilmente domani mattina vi porterò il video sulle maglie away, dove possiamo giudicare, uscita oggi una maglia dell'Inter, la terza maglia, cose un po' anche discutibili, ma è questione di gusto. Benvenuto Mark 9900 e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Come va? Io vi abbraccio forte e cercavo delle notizie oggi, per questo mi sono preso un po' di tempo, perché ho una curiosità più importante. Ma perché si deve arrivare a quella clausoletta di dopo un punto fatto nel girone di ritorno scatta l'obbligo di riscatto? Non me lo sono spiegato, ho chiesto a un paio di esperti e aspetto una risposta e magari possiamo risolvere. È una mia curiosità, perché tu puoi mettere obbligo di riscatto il giorno tot, puoi mettere l'obbligo di riscatto l'anno successivo, invece questa cosa di un punto fatto nel girone di ritorno non lo capisco. Può essere una questione di bilancio ed è chiaro, ma perché proprio un punto fatto e non 2 punti? Oppure non capisco il numero di presenze, perché se ti infortuna pesantemente tu non lo vuoi pagare, questo è chiaro, però un punto perché? Ed è capitato più volte, per esempio anche Brescianini, quando noi abbiamo comprato Brescianini che poi non l'abbiamo comprato, la formula era al primo punto del Napoli, nel girone di ritorno sarebbe stato poi l'obbligo di riscatto, quindi prestito gratuito con obbligo a 12 milioni. Successo anche con Locatelli, da Sassuolo alla Juventus, ci sono parecchi proprio esempi di questa formula particolare. Se qualcuno la sa, nei commenti illuminatemi. E Matteo Moretto, sempre da Napoli Hub, ci fa sapere i costi dell'operazione. Il portiere ha firmato un contratto di 5 anni a 2,5 all'anno. Operazione costruita con prestito oneroso a 15 milioni di euro e obbligo di riscatto a 6,5. L'obbligo di riscatto scatterà al primo punto, che farà dal 1 febbraio in poi. Sarà una questione di spostare a bilancio. A volte conviene anche alle squadre che vendono di spostare l'incasso, cioè una plusvalenza che puoi già spostare nel bilancio successivo, però stiamo ancora all'interno il bilancio di una squadra e non scatta al nuovo anno, quindi è una cosa particolare che voglio studiare perché è una curiosità mia. Dopodiché, nel fare gli auguri a Mazzocchi e nel fare l'in bocca al lupo a Pompetti, veniamo a sapere di interessamenti per Zerbin. Veramente una miseria, qua ci vogliono dare veramente una roba che non si può sopportare, cioè 250.000 euro, 2 milioni, 1 milione, così. Pare che si possa inserire anche il Pisa. Zerbin va dappertutto, lo sappiamo. Sì, lui accetta sempre. Per Simeone forse niente di gravissimo, per fortuna, anche perché ci sono notizie di squadre interessate, sono tantissime le squadre interessate a Simeone, bisognerà solamente accettare la migliore offerta o quella che lui preferisce. E poi niente, questo rilancio per Ndoye per forza. Io onestamente mi sono spostato sul campetto, prima di tutto per vedere come ha giocato il Napoli ieri, ne abbiamo parlato live, abbiamo già toccato l'argomento. Rinnovo le scuse, quindi non sapevamo l'orario, quindi c'è stato un disguido e dispiace anche per voi che avete preso l'acqua e per quelli che purtroppo non ci sono. Schimi di Botti. Lo sfizio è vedere questo 4-2-3-1 che poi può essere un 4-3-3, nel secondo tempo è stato 4-3-3 date le caratteristiche di Colisacò e Vergara che erano le due mezze ali, però con Raspadori in campo a me viene di più da chiamarlo 4-2-3-1, con De Bruyne un po' più basso vicino Lobotka. Ovviamente in fase di costruzione possono stare in verticale, De Bruyne l'abbiamo visto spesso qua, lo abbiamo visto fare un colpo di tacco per Lucca in questa zona. Ovviamente ragazzi, i giocatori si muovono, non è il biliardino, e se
è vero che Lang ancora deve trovare un po' di brillantezza nei suoi dribbling, secondo me la sola presenza fa molto bene a Neres, a cui do la palla del migliore in campo, freschissimo, spigliato, dribbling secco, se ne va, assist, potenziali assist. Mi sa che di Neres abbiamo visto veramente poco, e il Neres che abbiamo visto con la presenza ancora di Kvara è un conto. Poi dopo aveva cominciato bene e poi si è infortunato, ma non vorrei, anzi vorrei, nel senso può anche andare bene, che Neres è uno di quelli che ha bisogno di un po' di concorrenza leale nello spogliatoio e sentirsi un po' pungolato. Arrivano a Lang, dice io sono il driblomane, quando mai, mic drop, e Neres dice vuoi vedere, ti faccio vedere io chi è il baller qua veramente. E quindi mi piace assai, e mi piace tantissimo l'idea che il Napoli possa essere anche un po' più sfrontato, più offensivo, e metti una squadra in campo così vanno in grande difficoltà i difensori. Ovviamente l'equilibrio Politano in campo non c'è dubbio, però secondo me ci possiamo divertire, e io non prenderei uno nonostante impazzisca per un Garnacho o per lo stesso Nusa, che secondo me se stai puntando su Noah Lang, che è abbastanza ancora giovane e ha i colpi, ti serve quel giocatore simil Ndoye che ti faccia più lavoro sporco, ti faccia tutta la fascia avanti e indietro. E nella ricerca io sono andato a trovare non Garnacho, ma l'ho messo in comparazione, perché se vai a vedere Garnacho a livello tiri comparato alle altre ali, come passaggi un po' meglio di Ndoye, però come fase difensiva molto meno rispetto a un Ndoye che vedete qua, proprio nella fase difensiva che si vede tutto il verde. E sapete dove si vede anche il verde? Su Caru, Mitoma o Mitoma, che poi è un suggerimento che viene dagli amici Bellini in live, e io ho apprezzato molto il suggerimento, e ce lo ritroviamo anche se lo chiediamo, cioè chiedendo a Google giocatori simili a Ndoye, Mitoma esce. Mitoma è uno di quelli che esce, e se vai a comparare le sue stats praticamente dell'anno scorso, ci sono buone stats sul tiro, sui passaggi siamo lì un po' meglio forse di Ndoye, e vediamo questo verde, tantissimo verde in fase difensiva, vuol dire che il ragazzo si applica, che la fa e che corre molto. Ovviamente parliamo di un giocatore che è molto più maturo, molto più affermato, si è parlato anche di Bayern di Monaco per lui, poi il Bayern di Monaco adesso ha preso Diaz, quindi si annulla quest'idea, si è parlato anche di Arabia e di varie cose, però andandoli a comparare tutti e tre, spostiamoci meglio che non si vede bene, ecco qua, andandoli a comparare tutti e tre, vedete che Ndoye ha dalla sua la duttilità nel poter insomma lavorare anche sull'altra fascia, e ci siamo. Garnacho non lo guardate nemmeno, perché sì, lo fa, però poi là è il giovane che va in difficoltà con Lang. Secondo me abbiamo fatto una scelta su Lang e la dobbiamo portare avanti, mentre Mitoma, ecco, 4 anni in più sicuramente, però vedete che la fascia la lavora. 72 minuti di media per partita come Ndoye, più minuti giocati in totale, arriva a toccare le 36 partite, 10 gol rispetto agli 8 di Ndoye, molti più expected goal, ha fatto i gol che doveva fare. E le altre cose che si fanno vedere, insomma, 4 assist come Ndoye, un pochino di più a livello di cross, 0.3 rispetto a 0.1, più intercetti, più tackles, leggermente meglio anche nel dribbling e nei duelli aerei. Forse questo potrebbe piacere a Conte, perché no? Conte, De Laurentiis e Mann, ovviamente sempre tutti e tre, non lo so, la butto là così. E poi è chiaro, magari tu vuoi un giocatore più giovane che ti dura più tempo, questo è chiarissimo, però quanto vogliamo dare a Bologna? Veramente. Mitoma è semplicemente un esempio, ma per dirvi che ce ne sono di giocatori, e ce ne saranno sicuramente di giocatori da prendere. Ovviamente consideriamo sempre anche il suo essere extracomunitario, che il Napoli può fare, un cartellino giallo rispetto ai 4, e questo è solo un esempiuccio. Nel frattempo Fabrizio Romano in tempo reale dice che Miretti piace al Napoli, ma la Juve lo ritiene un giocatore importante, c'è distanza sulla parte economica, quindi possiamo forse
stoppare anche quella, e la situazione è sempre la stessa, ragazzi. Deve uscire o Mazzocchi, il Raspadori adesso è difficile farlo uscire perché alla fine mette sempre questa zampina in tutte le occasioni. Il primo gol in allenamento l'ha fatto lui, il primo gol ufficiale delle amichevoli comunque l'ha fatto. È un jolly che secondo me a Conte fa anche comodo, quindi dobbiamo ragionare su questo. Se arrivano offerte importanti veramente, allora uno ci ragiona, altrimenti se ti fanno quelle offertucce 20-22 io credo che non ne valga la pena, non lo so. Questo per far entrare il famoso esterno sinistro che il Napoli pare che stia cercando. Eviterei forse Sterling, Chiesa, ecco, Chiesa rientra nel discorso. Io ho i dubbi sulla sua tenuta fisica, però rientra nel discorso simil Ndoye, simil, perché c'ha l'ambidestrità, nel senso che può giocare sia a destra che a sinistra, un po' di sacrificio lo fa e ci può stare nel computo. Diverso il discorso di Grealish, diverso il discorso di Kevin, Elmas così, Kubo via, Lookman troppo, insomma ci siamo capiti. E dobbiamo sempre riflettere sulla questione delle liste per la Champions League, dove se tu vai a prendere d'Italia sembra quasi che sai poco. Allora, a prendere un giovane, un under 22 che non ti occupa liste in Italia e quindi tutto a posto, per la Champions League deve aver giocato con il tuo club per almeno 2 anni. Quindi per esempio se vai a prendere un Guanlu non lo puoi mettere nella lista Champions League, ti occupa uno spazio, lo puoi mettere ma ti occupa uno slot. Quindi il Napoli per questo potrebbe ragionare sulla questione Zanoli, che invece ti tornerebbe utile. Questi slot ovviamente tu li puoi sempre occupare con quelli che sono i primavera, ovviamente ma in Champions League con la primavera non è ideale, ma queste possono essere le riflessioni per quanto riguarda Zanoli e per quanto riguarda quindi in generale il vice di Lorenzo. Insomma, questo è quanto. Gli amici bellini sul gruppo mi stanno mandando la punizione di Milinkovic-Savic che prende la traversa col Torino, è interessante. Insomma, il contratto è lungo, quindi sembra che il Napoli ci stia puntando forte. Dobbiamo capire che fine si vorrà fare con Meret, però questo acquisto è uno statement importante e dobbiamo vedere come si divideranno i minuti, ma forse il Napoli ha fatto una scelta, sembra che abbia fatto una scelta. Insomma, questo è per oggi. Bene aver vinto ieri, lascia il tempo che trova, ma avete visto che De Bruyne l'ha postata la seconda partita, prima vittoria. Ragazzi, non c'è niente da fare, vincere anche tra di loro nel campettino a metà campo è importantissimo per loro. Si ringalluzziscono, lo postano sui social, si atteggiano e quindi vincere è importante, anche se sono sgambature le vogliono vincere. E sto cominciando a guardare le sgambature anche delle altre squadre, della Lazio, della Roma, amichevole del Milan con Liverpool. Sto cominciando a guardare un po' tutto per capire con chi dobbiamo avere a che fare e anche, onestamente, per studiare un pochino il fantacalcio. Quindi voi non potrete mai sapere se dei miei giudizi dei giocatori io sto bluffando, perché se io dico una cosa e poi dopo nella strategia del fantacalcio tutti quelli con cui faccio il fantacalcio sanno io come la... già quelli lo sanno come la penso, ma potrei bluffare. State tuned che potrei bluffare su alcuni giudizi finché poi non si fa l'asta e dopo l'asta ci rivediamo e dici no, qua stavo scherzando, qua non era il caso, e ne usciamo in certo modo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Vi sembra il caso anche a voi di mollare Ndoye o ce lo vogliamo portare avanti fino al 29 di agosto? Grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.